Allora, il signor imprenditore, non ricordo, non mi ha detto il nome comunque, insomma, che chiedeva la mia risposta. Beh, innanzitutto voglio precisare che chi sta governando il Veneto non è la mia forza politica, è la forza politica già è, quindi alcune responsabilità di come viene utilizzato il fondo della finanziaria regionale Veneto Sviluppo vanno attribuite a chi sta governando. Primo. Secondo, il sistema Bosini è un sistema di finanziamento che passa attraverso una serie di passaggi burocratici, cioè dei progetti che vengono valutati e così via. Io sono stato critico nei confronti di Veneto Sviluppo e dei conflitti perché non è trasparente come viene usata questa risorsa. Ci sono dei progetti che passano, che non hanno nulla a che fare con lo sviluppo, ma vanno a privilegiare alcuni a discapito di altri, e in questo caso non aprono prospettive per i giovani. Quindi mi pare che siamo perfettamente d'accordo su quello che è il cambiamento che bisogna fare sulla gestione di questi fondi. Poi, partite IVA, io ho una figlia, la più grande, ne ho tre, la più grande che è già una partita IVA ormai da 2 anni e con grosse difficoltà si mantiene ancora una parte di studi che vuole continuare attraverso questo lavoro. Quindi so benissimo cosa significa e la burocrazia che serve per fare questi passaggi. Allora, se lei ha la verità in tasca, per carità, faremo a lei le domande adesso, così risponderà lei, però un po' di rispetto e di buon senso credo che sia dovuto da parte di tutti. Ultima richiesta che lei mi faceva riguardava l'imprenditoria giovanile e femminile. Dicevo che la nostra proposta, con la nostra candidata Alessandra Moretti, è quella di incentivare con 500 euro le nuove assunzioni di giovani all'interno delle aziende. Più concreto di così, non mi pare che gli aver detto cose strane. A proposito di concretezza, la prima domanda che diceva che siamo stati evasivi sulla questione idraulica delle alluvioni. Dove tira fuori i 500 euro la Moretti? Con i fondi del progetto Garanzia Giovani, che è stato utilizzato parzialmente, ci sono risorse ancora lì ferme, ok? Ma non abbiamo tempo perché qua mi tagliano i secondi. Volevo dire che per la parte concreta degli interventi sulle alluvioni, che io conosco perché sono stato sindaco a Sarzana 2 mandati e poco dopo del mio insediamento c'è stata un'alluvione a ottobre del 98 che ricordo ancora e che ha cominciato a preoccupare l'amministrazione fino ad arrivare al piano idraulico. Quindi non è che stia parlando di cose sulla luna, di cose concrete. Io dico, serve un piano ventennale, almeno ventennale, con fondi strutturali di 100 milioni all'anno per dare risposte alle priorità che già i consorzi di bonifica hanno elencato. Più concreto di così. No, mi sembra che ci sono fondi strutturali da dedicare a questo. L'avevo detto nel mio intervento. Sono stati utilizzati in maniera parcellizzata senza una logica strutturale. Grazie, io pongo